non so se questa è la prima. Questa può essere quella là che è la seconda tipo che ho cambiato, Ogni giorno, ogni santo giorno che tornavo da lavoro con mio padre, mi uscitava la mattina. Io mi segnavo tutto. Voi immaginate di stare in una situazione dove ragazzi, io ho trovato la prima parrucca di Carolina. Io tra poco ve la mostrerò, ma non so se ritenerla ancora una parrucca perché sono passati più di 10 anni. Io l'ho trovata l'altra volta scavando qui dentro. Ci provo, vedo se la trovo. E non solo, ho altre cose che vi devo mostrare che, ragazzi, sono passati più di 10 anni. Vi voglio mostrare questa cosa perché è assurdo. A parte che diciamo che non è facile. Ci proviamo però. Sta qui. Non so se sta qui. No, che stia buona. Questa è la nuova, quindi questa sta ancora buona più o meno. Starà qui. Allora, vedo una parrucca ma è troppo buona, troppo nuova. Questa è buona, dici, è quella là che c'avevo di riserva. Questa è quella che tenevo di riserva, che nel caso in cui quella là buona che c'ho non gli era buona, io cosa facevo con questa? Stanno proprio tutto. Vabbè, comunque è una parrucca questa che è buona, vedete, non è proprio nuova, non l'ho proprio utilizzata, però cosa facevo io? Visto che non la trovavo con la frangetta, dovevo fargliela io. Io vado parrucchiere, pensate a me, do parrucchiere che ha la parrucca a mano, e dice, sì, mi fa una poca la frangetta a sta parrucca. E che mi faceva la frangetta, perché guardate qua com'è lunga, avanti, e quindi questa quindi è proprio nuova, Questa è casomai 5-6, però è buona, questa qua la conserviamo. Ma qua vedo però un po' di peruto. Quando lui dice, ha fatto un peruto, no? Qua secondo me è questo, va giù. Secondo me è questa qua. Oddio. E non so se... Aspettate. Non so se la vedete bene. Io ve la mostro più da vicino. Guardate qui. Allora, sincero, non so se questa è la prima. Questa può essere quella là che è la seconda tipo che ho cambiato, Perché la Vic nuova, tra virgolette. Guardate qua, sto pezzo che si è fatto uno, guardate, ha diventato un museo, guardate qua. Guardate sta frangetta come... Ma no, va giù, e si è fatta nera. Un biondo non si vede più, guardate qua, va giù. Babba mia, te ne ho poco pure la chiede che è là. Ma non so, sta una parrucca là sotto, vai giù. Penso, non so se questa è la seconda che ho cambiato e quindi quella è la prima. Devo vedere, ragazzi, aspettate. Questa è la buona e la marina. Ma no, vai giù, mamma mia. Ce ne stanno nati due. Altre due ce ne sono. Aspettate. Allora, qua c'è una situazione che non capisco. Questa qui mi sembra un pochino più nuova. Con mafetana. Sembra un po' la stoppa così. Allora, questa la vedo, c'è sta nata, ce ne sta nata. Quindi, aspettate, poi, ma capire qual è allora, io penso che questa qui è più vecchia di questa. Guardate. Quindi penso che questa qui è più vecchia. Vedete la frangetta, guardate. Questa qui sembra più vecchia, più malandata rispetto a questa qua. Però io ne tengo un'altra là. Ne tengo un'altra ancora. Ma è da capire qual è proprio la prima. La vega nata. O la di due. Penso che è nata. No, voglio che sta prima. Voglio che questa è la prima, voglio. Mamma mia, voglio. Voglio che questa, guardate che si vede dal nero. Perché, vedete, questa è più chiara. Che io agito che sta qua era la prima, ma è più chiara rispetto a questa, guardate qua, voglio. Mamma mia, guardate. Mamma mia, voglio, guardate qua. Questa era la prima, voglio, questa. Mamma mia. Guardate qua, non si vede proprio più, diciamo, il capello singolo, è tutto un pezzo, guardate. Faccio più vicino perché... Mamma mia, voglio. Cioè, che sta fatta la storia? Questa è la parrucca che ha fatto la storia. La prima parrucca. E sono 10 anni che la tengo stata qua. Cioè, io avrei potuto buttarla, perché dico, una volta che una parrucca si è fatta vecchia, ne tengo una nuova. Guaiette questa, no? E intanto io ho cambiato, vedete quante case. Perché abitavo lì dove ci hanno dato lo sfratto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 case gigagnate. Qua giù, nonostante tutto, io mangio sempre portato tutto il parrucca preso. Ma no, guardate un poco di nero. Questa è proprio la prima, guardate. Ma no, siete pensando quando trovate che cosa in cantina la devo indossare? C'ho coraggio, c'ho coraggio, però io vado ad indossare questa parrucca dopo 10 anni. La mia prima parrucca.
Magari chissà, porta fortuna è bella e buona a cominciare a fare tipo una decina di video, una persona di Carolina. Boh, non lo so, merito della parrucca, non lo so, vediamo. Non ci credo ancora perché tutto è partito da questa. Una parrucca che non ho mai poi, non ho mai accattata con l'intento di fare Carolina. Già la tenevo questa. Questa che sono 10 anni che la tengo, vai giù. Che sono 10 anni che la tengo. E se riesco a mettere una foto qua, vedete che questa è una foto, la metto qua magari, questa è una foto dove io facevo già video con i miei amici e in pratica io già ce l'avevo questa parrucca, è questa qui, quella che vedete qua nella foto. E io facevo già video, ma non era Carolina, e Carolina non esisteva, però io già mi mettevo che la parrucca per fare i video. Quindi questa c'ha più di 10 anni, perché lì era il 2009, 2010. E io ho cominciato a fare Carolina nel 2014, per farvi capire. Ma era questa parrucca qua che io ho tenuto sempre conservata. Che poi immaginate con questa ho fatto spettacoli, ho sudato a fare video di ogni genere. Maronna, mi voglio... Vai, la vendiamo all'asta. Chi offre di più? Questo è più bello, è più nero, sapete che è più nero. Che secondo me è la seconda, la terza. Con parrucca l'ho già persa sicuramente. E poi tengo questa qua che è un po' più nuova di tutte. No? Si prima questa. E prima la prima... E non so se mi spiega. Cioè, capite? E che era bionda. È fatto tipo colore bronzo. Mamma mia. Ah, la devo indossare. E poi coraggio, perché la mania la c'ho perché è una poca dell'andata una faticcia. Quindi, ten un po'. Io ci provo, Vedete la Carolina di 10 anni fa voi? Ma lo voglio come strana però, ma era così. Con questa parrucca che mi viene a mente proprio quando ci fatti i primi video. Ma no! Mi ricordo sto fatto che tenevo un vacante a cadere, guardate. Tenevo i capelli qua. Tenevo un vacante. E la conserverò ancora, La conserverò ancora. Che si c'è già fanno quadro, la metterò in due quadri. Perché è la prima parrucca. Tengo altre cose, io faccio una cosa che voi mi mettete in mano dei capelli. Sto per mostrarvi una cosa che già vedete sporco di guaina, il lavoro che faceva mio padre, sporco di guaina. Voi sapete cosa c'è qui dentro? Voi non lo potete mai immaginare. Tutti i video di Carolina che mi sono scritto in 10 anni, qui dentro. Apro qualche foglio, vi faccio capire, no? Apro qualche foglio, così vi fate un'idea. Comunque ci sono dei video che io non ho mai fatto pure, Ci sono video che ho scritto e non ho mai fatto. Io vedo fogli a casa, vedete, ho questo quaderno, ma no, vai giù, che ricordo! E che lodo, forse è legge, pazzichella, io non t'ho traduto. Che se quando stavo con Peppo parcheggiatore, ma no, vai giù, tengo un quaderno pieno di video che ho scritto, di idee, vai giù, guardate qua. Questa era la ragazza quando ha il ciclo. Ieri e oggi selfie. Vai giù. Ladri in casa di Carolina. Carolina, uomini e donne. Vedi, sono video che non ho mai fatto. Ma te ne avevi scritto. C'è apposta per te. Ciruzzo che vuole il motorino, l'ho fatto. Carolina litiga con il marito. Carolina gioca a pallone con Ciro. E rompe la finestra. Maronna, mi vai giù. Cioè, qui sono pure quaderni che hanno una storicità assurda. Va, ricordate che lo vedi che ho fatto, che la guaglione che facevo ok. C'ho il freddo addosso, mi vedete? C'ho il freddo addosso. Tengo voglio a sofferenza amica dentro, tengo la sofferenza amica dentro. Perché tutto questo che vedete qua, tutti questi fogli, guardate qua quando li so, c'è sta sofferenza mia di quel periodo che io ho vissuto, no? Qua ci credevo da solo, ragazzi. Tenevo a Ciruzzo come che faceva video, che Ciruzzo era proprio piccolino. Ma ci credevo solo io, ci credevo solo io invece. Mo parte piano, come fosse una moviola, si da chiappa prende in mano e ti faccio boccia viola. Le scarpe in debitone, chi ne busto la monnezza, tiene tutto in capo, inzavato, lavati e trezza. Non so che rap è questo. Tu guardi e ci mi pare che ti hanno usato lo cartello, poi ti adoro, pigli per, pigli in culo e che ci facciamo? Si inaluto, poi stai a rota, te la tu si peggere le coyote, si da caldi una cura. Trasi andato me con una scusa e poi fa wap. Trasi rindo cesso che mi serve su top. Mamma mia, voglio. Ci facciamo la conferenza rindo a casa mia. Se balla zomba e canto sono solo cazzo mia. È asciugato a wap. Io ti zombi rindo a bocca. Chiudo in due cesso e va a fare mucca a chi. E fa mucca a parte coppa. Grande anzavato, tu diconato a voto. Si venga fino al logo con un buffo di capoto. E calma tuo sangue. Si sbatte sana. Tu a me non mi conosci. Tu a me non mi conosci, ti spezzi rindo in mano. Spiezzerin in mano, pare pippi cazzellungo, questi cosce storte, state corte che ti ciunga.
se ne guappi cartone, vatti ne faccia perdere, esce la parte fuori che ti faccia scia a merda. Ma che rap è? Che stiamo ricordo? Io non mi ricordo sti rap, ma no, voglio tengo cose preistoriche, voglio Ovidio Fortunato, mio amico con difetto paranormale, avete idea, che dite tengo tutte le mie idee, ogni giorno, ogni santo giorno che tornavo da lavoro con mio padre mi uscitava la mattina, io mi segnavo tutto. Coppa un po' di carte, coppa di tutto, mi segnavo tutte le idee. Tengo canzoni scritte. Canzoni che io scrivevo che non faccio mai. Parlo in Napoli, la gente che ci vive, che guarda andò binocolo ci dice sono cattivo. Con tanti problemi noi viviamo in due veleno. Ma ci scucciamo in mano che sta terra ci appartiene. Che permette una fatica, ma poi rimane appesa. Fogli gialli, fogli gialli. Fogli ingialliti. Cosa c'è scritto su questo foglio? Quando io dovevo iniziare a fare gli spettacoli, non li volevo fare. Tenevo l'ansia a fare spettacolo, tenevo paura di non piacere, tenevo paura, ero insicuro. E qua tengo scritto tutte le, non le battute, però tutte le cose che dovevamo fare scalettando durante lo spettacolo. Sto rivivendo, cioè tengo un freddo in cuore, mi credete che tengo freddo in cuore perché a povera, a muffa, a monnezza in dettazzo, state a 2 minuti e già mi rotto il cazzo. Cioè che stiano vedi che ha già fatto, ricordate quando tra la vicini Carolina e gli dice, ci vuole pochi caffè, sta tazza non so come fa, e poi fa un rap. Parlo proprio tu che sei una chiave cazzosa. Viene Carolina, ma che ti sbatte a fare? La colpa non è mia, se non sei pulizzato. O scorzo si vede, la muffa si sente, mentre la sudrinto naso si sono appannati in lente. Leggete, non so se leggete dritto qua, che sta scritto qua? Esorcista. O vedi l'esorcista che mi ha fatto Cucciruzzo, ragazzi. Prevoto, che potremmo fare? Signore, dobbiamo pregare. Se volessimo vedere tutto quanto, che facessimo notte veramente. Io ho il mio vissuto qui dentro, ho il mio passato, e grazie al suo passato esiste adesso il mio futuro, ma non ho parole. Ed è emozionante vedere tutto quanto perché non lo so, rivivere tutto quanto in modo incredibile, guardate qua. E questo è tutto ciò che mi ha portato qui. Sono proprio emozionato, ragazzi, ve lo giuro. Perché mi vengono in mente tutti quei momenti in cui vi giuro, ragazzi, vi giuro. Voi immaginatevi di stare in una situazione dove vivete una situazione di merda. E in quel momento, cioè io credevo in un qualcosa di inesistente, cioè solo io ci credevo, solo io. Non c'era nessun altro che credeva in quello che io facevo. Io stavo tutti i giorni là a scrivere e a fare video. Io ho dovuto dimostrare io a mio padre che quello che facevo aveva un senso, perché mio padre nemmeno ci credeva. E non è stato facile. Io ho rischiato. Io ho detto vicino a mio padre, io un mestiere non lo voglio fare. Io voglio staccare a giocare i video. Cioè io devo costruire un mio futuro diverso da quello che è il tuo. E ho rischiato che non mi andava bene, perché se non mi andava bene forse oggi non stavo qua a parlare. Ci ho messo tutto me stesso, ragazzi, lo giuro, tutto me stesso. Sono andato contro a tutti, contro ai parenti dal lato di mia mamma che venivano a casa e dicevano trovate una fatica, ma che tu trovi una fatica? Volete affaticare? Erate una mano a casa. E diceva non mi voglio trovare la fatica, io voglio fare questo. Come ci faceva credere nel 2014 che quello che facevo poteva funzionare? Cioè io manchi sapevo se poteva funzionare. Nemmeno non lo sapevo. Però ci credevo. E ogni giorno, sempre, tutti i giorni. Non ho mai saltato un giorno. Sempre a scrivere video, sempre a coltivare, sempre. Il sabato non nasceva, la domenica non me la fotteva, era Natale, era Capodanno. Per me era un motivo per fare un video. Se era Natale, se era Capodanno, se ci stava qualche festa, per me era motivo di fare un video. Per me era un'ossessione. E quell'ossessione mi ha portato a fare qualcosa io. È la stessa ossessione che poi ho coltivato successivamente a Carolina, facendo altre cose. È uguale, è la stessa ossessione. Però questo mi ha smosso, vi giuro che mi ha smosso. Io questo coso qua l'avevo visto altre volte quando ho fatto Sfrat, però non l'ho mai aperto. Si può dire che l'ho aperto dopo 10 anni insieme a voi. Mamma mia. No, non lo so. C'ho un mix di emozioni che è assurdo.
Cioè mi hanno portato proprio la rete in due tempi, proprio la rete. Questa ce l'avevano fatta a qualche evento, credo. C'ho ancora conservato qui, ma c'ho un'altra, io c'ho un bustone grande con cartelloni, tutte cose che mi avete fatto voi agli eventi. C'ho tutto quanto conservato lì. Magari in un altro video ve lo mostro, perché questi sono già assai. Che dire ragazzi, veramente... ma sono scioccato, sono proprio scioccato. Grazie pure a voi ragazzi, grazie pure a voi. Perché io ci ho messo il mio, però se voi siete qui dopo 10 anni è anche grazie a voi. Perché io sto ancora qua a parlare in un video dove gli altri credevano, chi credeva in favola, io dopo 10 anni sto ancora qua a parlare con voi, con gli stessi di 10 anni fa. E quindi quel sogno in cui credevo ci sta ancora, capite? Cioè io sto ancora qua dopo 10 anni. 10 anni sono una vita, 10 anni non so poco, 10 anni sono assai. In questi 10 anni la mia vita si è trasformata, la mia vita è diventata tutt'altro. E sono felice di aver conservato tutti questi ricordi, perché questi poi li voglio mostrare a mio figlio quando sarà un po' più grande. Voglio raccontare un po' tutto ciò che ho fatto. Ma questo video ha anche un altro scopo, no? Io qui vi ho mostrato il mio passato. Questo passato è stato molto duro per me, molto. E vuole dimostrare il sacrificio, vuole dimostrare un modo per prendere una rivincita, per crearsi una rivincita nella propria vita. Nel durante di tutto questo qua, nel durante di tutto questo, nel durante di tutti questi fogli e di queste giornate dove mi mettevo a scrivere c'è tanta sofferenza ragazzi, perciò mi fa riflettere di più, mi porta in mente tante di quelle cose. Ogni video c'ha un periodo della mia vita che mi ha segnato. C'è il periodo dello sfratto, sì, c'è il periodo dove stavamo brutto psicologica, dove stavamo proprio male a livello economico, poi c'è il periodo della malattia di mia mamma, che era il periodo della russa e quant'altro, che mia mamma ebbe un tumore, eccetera, fu operata e via. Cioè ogni video io mi ricordo la fase della mia vita e quello che era, quello che mi circondava. E nella maggior parte di tutti questi video io non ero ricco, non lo so nemmeno adesso. Non avevo soldi, cioè tante persone che vedevano, mi incontravano per strada, si pensavano che tenevi i soldi, no? Ma non era così, non era così. Io ho vissuto la popolarità ma in un modo strano. Cioè a me la gente mi fermava, ma io a casa mi arriva nero. Perciò vi dico, condividere questo della mia vita, a me ci tengo sempre a condividerlo, perché voi siete ragazzi come me, nella maggior parte dei casi, eravate bambini ma ora siete guaglioni, credeteci io nelle cose che fate. Non aspettate tu parente, tu frate, tu painate che vi credere e vi una mano, non lo trovate. Io vi metto la firma che voi non lo trovate una, e ci facciamo sta cosa insieme, non lo trovate, e se lo trovate non è buono. Il sogno è vostro. Il sogno è vostro, non è di nessun altro. Soli sono partito a ci credere e soli sto ancora. Sto da solo qua, io non ho più amici, non faccio più video con Ciruzzo è sempre un amico mio, ci sentiamo. Io solo sono partito e solo sto ancora. Perché pure quello che sto facendo adesso, al di là di Carolina, sono un ghillo che ci credo, insieme a pochissime persone, 1, 2. È complicato, credete nei vostri sogni, non vi arrendete ad una vita che non vi appartiene, ad un lavoro che non vi piace, a una realtà che non vi soddisfa. Nessuno l'ha scritto che la vita possa essere quella, come nessuno ha scritto la vita mia era essere quella. Quindi credete sempre nei vostri sogni. Quando decide non ce la faccio, non riesco, e mai non tengo possibilità, ma la situazione mia è diversa, no, pensate a questa parrucca, pensate a questa parrucca qua. Questa viene da 10 anni fa e io l'ho portata in una situazione più serena della mia vita. Questa però è partita da là. E la donna ancora vive e vegeta, sporca, tazzosa che ho fatto, però ancora vive e vegeta. E questo mi ha dimostrato che può passare del tempo, ma cosa può cagnare. E questo è stato il mio compagno di viaggio. Il mio compagno di viaggio che mi ha portato fino a qua. Ed è l'unica che è ancora qui, con me. Vi dirò una cosa forte, ignorate i vostri genitori. Se vi buttano giù, non credono in ciò che fate o vogliono farvi fare quello che dicono loro. Ignorate, disobbedite, non li pensate. I vostri genitori vogliono il meglio per voi, ma in base a quello che conoscono loro, non sanno quello che voi volete realmente. I sogni sono vostri, non sono di nessun altro. Disobbedite. Rincorrete ciò che amate il più possibile. Accettate i consigli buoni,
accettate quei consigli che non sono imposti, accettate quei consigli che vi danno una mano, vi fanno crescere, allontanate le persone che vi buttano giù e se voi pure volete fare un calciatore, per quanto difficile possa essere, né pensate alla gente che aprisce il contrario, né pensate alla gente che dice no, non è possibile, è difficile, no, non è difficile, devi mettere a fino a quando morto ci si riesce. Ed io vi auguro che tutto nella vostra vita possa realizzarsi nel migliore dei modi, perché sono due le strade, o vi sacrificate per una vita intera a fare un qualcosa di drammatico, o vi sacrificate per una vita intera cercando di realizzare ciò che amate. In entrambi i casi c'è un sacrificio, ma la pena che facciamo questo sacrificio qua. Almeno alla fine della vita potremmo riuscire a provare. Oggi fatto sempre i sacrifici. Le sto fatte comunque a prescindere facendo ciò che non amo, ma in questo caso li ho fatti inseguendo un qualcosa che amo. Vi auguro il meglio, il doppio del meglio che è capitato a me.